cast del nuovo film di Verdone c'è anche una giovane bellezza veneta, Crizia Fornasier. Com'è stato recitare con quello che tu hai definito il tuo idolo? E non è una parola così, lo dico davvero, è sempre stato il mio idolo. Dico, è stata una sorpresa perché pensavo di cadere in preda all'agitazione, in preda al panico, invece girare con lui mi ha messo molta serenità ed è questo secondo me è la sua forza, perché riesce a mettere a proprio agio gli attori e a farli entrare proprio nel concetto del film, si diventa parte di una famiglia, quindi per me è stato il top, ha superato ogni aspettativa. Beh, allora la mia parte, il mio ruolo in Notte prima degli esami era comunque temporalmente esiguo, anche se poi andava a rompere degli equilibri, quindi ho vissuto il cast in modo molto più intenso questa volta. Un'altra cosa, mi sentivo molto più impacciata nel primo perché ero alle prime armi, perché forse sentivo un po' di più la competizione, eravamo tutti attori molto giovani, mentre qui il cast era variegato e questo mi ha fatto trovare un ruolo, mi ha fatto sentire di più nel mio ruolo e più importante per il mio ruolo. Io ho fatto il concorso di Miss Italia, cosa che non rinnego affatto, anzi tornassi indietro lo rifarei, è un concorso che vale la pena di fare, che è rimasto nei miei ricordi con proprio una pagina rosa. Oddio, tornare indietro e rifare tutto da capo? No, però mi si stringe un po' lo stomaco quando sento le varie sigle dei concorsi. Comunque sono sempre io nella mia regione, vivo tra Roma e Treviso, quindi non ho abbandonato assolutamente la terra d'origine e non voglio farlo. Un saluto a Padova Sport da Crizia Fornasier. Siamo con Carlo Verdone che è venuto oggi a presentare a Padova il suo nuovo film Grande, Grosso e Verdone. Carlo, tu in passato avevi detto che temevi il pubblico padovano come una sorta di spartiacque, se va bene a Padova va bene in tutta Italia. Sì, perché è un pubblico che va poco a vedere il cinema italiano, quindi se poco a poco si affeziona a un film italiano vuol dire che il termometro è buono. Il Nord-Est è sempre stato molto complicato per il cinema italiano in generale. Però insomma io sono fiducioso, ho fatto un buon film, quindi gli ultimi sono stati molto apprezzati qua da voi, quindi mi auguro di essere sempre in sintonia col vostro pubblico, anche perché sarebbe un buon termometro per l'andamento generale in Italia. Conti i personaggi che mi avevano indicato queste persone che entravano nel sito del mio fan club e li avevano specificati con il timido, il pignolo logorroico che era presente in Bianco Rosso e Verdone in Viaggio di Nozze e il grande volgare di Viaggio di Nozze Ivano. Però non è Ivano e non è neanche quel professore, non è neanche quello di Bianco Rosso e Verdone, sono delle evoluzioni di quei caratteri, quindi il pubblico voleva rivedere quei temperamenti, quelle voci, ok, li rivedrà, però in un contesto diverso e sicuramente in un'atmosfera completamente diversa. Ecco, non gli darò lo stesso film, saranno anche spiazzati piacevolmente. Un saluto a Padova Sport e vi auguro quanto prima al Padova, che era una squadra simpatica di calcio, che è una squadra simpatica, di tornare il più presto nei vertici dei gironi. In che girone sta adesso? Porca miseria, dai, forza, arriviamo in B e poi ritorniamo in A, dai. Presidente Cestaro, non si azzardi a lasciare il Padova perché li mette col sedere per terra questi, per carità, non faccia questa sciocchezza.